Buongiorno, ci troviamo a Valvasone, che è una delle tappe della strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Luisa Menini e vi do il benvenuto nella nostra cantina Borgo delle Oche. L'azienda agricola Borgo delle Oche in realtà ha radici profonde in questo borgo medievale di Valvasone, perché nasce nel 1907, però con la sola produzione di cereali e la vendita di uva. Poi diventa una cantina di produzione di vini con le proprie uve solo nel 2004, quindi il nome Borgo delle Oche viene inaugurato nel 2004 con diciamo, la produzione la vinificazione di tutte le uve proprie. E nasce dall'unione di due passioni, quella è mia per la viticoltura di qualità e quella di mio marito Nicola per la produzione di vini di qualità. Oggi ho deciso di presentare questo vino che è il Traminer Passito, diciamo è un vino che è un nostro simbolo. Ha anche un legame affettivo perché l'etichetta è stata ricavata da un disegno di nostro figlio Luca a 4 anni e mezzo. Chiaramente lui era ignaro di quello che sarebbe diventato poi il suo disegno. E poi anche il nome del vino rappresenta un ricordo di mia mamma che è mancata molto giovane, quindi abbiamo voluto dedicarle questo vino molto particolare. E la retroetichetta riporta una frase che noi chiamiamo poesia, perché per noi è una poesia, scritta dalla Margaret Hassel, che è una scrittrice di Trieste. Alba è dedicata a questa frase. Luca, ancora all'alba della sua vita, la vede di tanti colori, scura con la luna, verde, rossa, gialla ed infine azzurra. Colora i monti lì in fondo ai suoi occhi. L'albero, forte e solido, è più grande della casa, dove giocare e ricordare un'altra alba.